È cominciata una mesta conta dei danni tra i filari dei colli del Prosecco battuti dalla grandinata dei record, pochi minuti di inferno che hanno colpito con una violenza inaudita soprattutto la zona tra Col San Martino e Col Bertaldo, tra i comuni di Fara di Soligo e Vidor. È stata un fenomeno localizzato proprio in quella zona e ovviamente lì non è rimasto più niente, nel senso che ormai la stagione era partita e quindi anche i germogli erano circa di 15-20 centimetri, adesso non ci sono più, quindi è stato veramente uno spettacolo molto triste e molto drammatico. A essere interessata è stata una fascia di 35 ettari, quantifica Innocente Nardi, presidente del consorzio del Prosecco di OCG di Conegliano Valdobbiadene. Dopo l'apprensione iniziale dice: i danni sono stati limitati, come di OCG nel complesso ci siamo salvati, restano però i piccoli proprietari. E quelli che ne soffriranno di più e quelli che magari piccoli, coltivatori, i piccoli agricoltori, quelli che hanno concentrato in quella zona il piccolo appezzamento. I comuni sono attivati per fornire l'assistenza del caso e stanno lavorando a fianco della regione che su input del presidente Zaia già nella serata di venerdì ha attivato la procedura di stato di crisi. Mi sono sentito subito con la regione, ho informato anche il presidente Zaia fin da subito che si è attivato per lo stato di crisi, insomma, quindi noi ci siamo, faremo la nostra parte. Sicuramente i viticoltori conteranno i danni in questi giorni e poi potremo capire effettivamente la portata del danno di questa grandine. Le previsioni non hanno messo del caldo prossimo nei prossimi giorni e questo sicuramente va a complicare ancora di più quello che è il danno, diciamo, del clima e del meteo in questo periodo nelle nostre colline.